Al via da domani a Ribera il Festival dell'Agricoltura, un progetto che punta a riproporre la storica manifestazione riberese rivisitata in chiave moderna e che oltre a valorizzare il comparto agricolo riberese con le sue eccellenze, tra cui l'arancia DOP, la pera coscia, l'olio extravergine di oliva, punta a promuovere il nostro straordinario territorio con le sue eccellenze, incluse quelle culturali, artistiche e musicali, e grazie all'eccellenza del Conservatorio Toscanini che si va sempre più affermando nel panorama musicale nazionale. Questo quanto affermato in un comunicato stampa dal sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, che afferma come: voglio ringraziare tutti coloro che stanno lavorando all'organizzazione, dall'associazione Luna e dintorni guidata da Vincenzo Tudisco alle maestranze comunali che stanno lavorando affinché tutto sia pronto per la stessa inaugurazione. Questo festival, continua il sindaco Ruvolo, che promuove quindi in Ribera la sua natura e il turismo esperienziale, è finanziato dalla Regione nell'ambito di un programma finalizzato alla realizzazione da parte degli enti locali di iniziative di carattere turistico e culturale volte alla valorizzazione delle eccellenze e delle tradizioni identitarie locali. Finanziamento di 30.000 euro che è stato assegnato dall'assessorato regionale alle autonomie locali, grazie al sostegno dell'onorevole Carmelo Pace, dimostrazione di una buona politica che guarda al bene del territorio indipendentemente dalla colorazione politica delle amministrazioni. La manifestazione inizierà domani, giovedì 11 maggio, alle ore 18 con l'inaugurazione alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, quindi l'apertura degli stand e il villaggio enogastronomico. Alle 22 l'animazione del gruppo folk Risicani. Continuerà venerdì 12 maggio con l'apertura degli stand espositivi, poi un percorso didattico esperienziale, gli alberi monumentali della villa di Ribera, degli istituti comprensivi del comune di Ribera, quindi un convegno sul cibo, sulla sostenibilità e le esperienze e le opportunità per lo sviluppo dei territori, che vedrà il saluto del primo cittadino Matteo Ruvolo e la qualificata presenza di vari relatori. Nel pomeriggio la presentazione del libro La dieta assolutamente siciliana, dimagrire cucinando, quindi l'apertura del villaggio enogastronomico e l'intrattenimento musicale. Si continua sabato 13 maggio con l'apertura degli stand, le fiere delle attrezzature agricole, il convegno ASAP Istituti Agrari, l'agricoltura nell'era digitale, nuove sfide e opportunità. Quindi alle ore 18 la presentazione del libro Rosario Livatino, L'uomo, il giudice e il credente di Roberto Mistretta, cookie show a seguire della pasticceria dei fratelli Isabella di Ribera, l'apertura del villaggio enogastronomico e l'intrattenimento musicale del concerto dei bersaglieri della Fanfana dei Peloritani. Quindi si va alla giornata conclusiva, la domenica di 14 maggio, l'apertura degli stand con la fiera delle attrezzature agricole, all'una l'apertura del villaggio enogastronomico, alle ore 18 la presentazione del libro Bitter Trades di Giovanna Miceli Jeffrey, quindi alle 19 il pistacchio, una vecchia cultura del reddito elevato di Ignazio Vassallo, coordinatore frutta e guscio nazionale Calogero Frenda, presidente del DOP Pistacchio Raffadale. Quindi alle 19 l'apertura del villaggio enogastronomico per concludersi alle 20 con lo spettacolo musicale a cura dei musicisti del Conservatorio Toscanini di Ribera.